Ciao a tutti e benvenuti a Pagine di Vita Siciliana, una rubrica durante la quale vi parlerò della storia della Sicilia. Vi racconterò di alcune pagine di vita siciliana ignote molto spesso ai siciliani stessi. Perché questo? Perché molto spesso la nostra storia viene vista dagli altri, ci raccontano quello che gli altri vogliono. Con Pagine di Vita Siciliana, con questi appuntamenti periodici, cercherò di intrattenervi parlandovi della nostra terra e parlandovi della nostra terra in un modo che raramente riuscirete ad ascoltare o trovare in televisione o in rete. Perché questo? Perché Pagine di Vita Siciliane è scritto da un siciliano, Maria Rolanza, come dicevo, che parla ad altri siciliani. Argomento di questa sera, come avrete intuito dalle immagini che potete vedere nel libro che vi sto mostrando, ma anche e soprattutto dal piatto commemorativo che si trova alla mia sinistra, parleremo della storia di Villa Palagonia. Perché Villa Palagonia? Perché Villa Palagonia, oltre a rappresentare senza alcun dubbio uno dei monumenti caratteristici della città di Bagheria, può essere considerato uno dei capolavori assoluti del barocco siciliano del XVII secolo. Il piatto, come vi dicevo, 2015, perché 2015? Perché nel 2015 ricorreva il 300° anniversario della fondazione della villa, 1715. Non perché nel 1715 la villa fosse stata completata, ma perché in quell'anno il principe di Palagonia, Francesco Ferdinando I, aveva deciso di stabilirsi qui come residenza estiva, e dando ordine a un architetto famosissimo nell'epoca, Tommaso Maria Napoli, di iniziare i lavori. I lavori proseguiranno per molti decenni, quindi molti principi, molti stili caratterizzeranno questa costruzione. Quello che più incontra nel nostro parlare è che purtroppo per lui Francesco Ferdinando I riesce a vedere soltanto il completamento del corpo centrale. Sarà poi suo figlio Don Sebastiano ad iniziare i lavori dei corpi laterali. Però non è certamente né per il lavoro di Francesco I né neanche quello di Don Sebastiano che viene ricordata tutt'oggi. Se viene ricordata è perché la nostra villa è anche denominata la Villa dei Mostri. Allora, la Villa dei Mostri perché è il frutto della fantasia, dell'opera, dell'immaginazione di uno dei grandi siciliani dell'epoca, Francesco Ferdinando II. Francesco Ferdinando II che cosa fa? Prima di tutto, una volta che è stata completata la parte strutturale centrale, crea un grandissimo viale d'ingresso alla villa. In questo viale d'ingresso partiva a circa 500 metri di distanza, dove ora c'è la chiesa di San Pietro, e lì viene costruito un arco trionfale d'ingresso chiamato l'Arco Ricci-Portuna, dove vi erano 3 viali alberati che si recavano pian piano verso la parte centrale della villa e magicamente diventavano poi un tutt'uno, dove si trova tuttora l'Arco del Padre Eterno. Quando Goethe ebbe la fortuna di visitare la Sicilia e recarsi qui a Bagheria, perché già in Germania erano arrivate le voci che a Bagheria vi era un qualcosa di estremamente strano, siamo nel 1787, la villa di Bagheria, per lui, uomo dell'illuminismo tedesco, dell'illuminismo europeo, era il massimo di tutto ciò che non potesse essere considerato razionale. Statue di mostri che avevano la forma di un animale, la testa di un uomo, corpo di uomo con testa che non si capiva che cosa fosse. Lo stupisce, poi soprattutto all'interno vi era un arredamento del tutto strano, sedie che venivano tagliate con le gambe in modo diverso, poltrone dove avevano spuntoni di ferro, poi addirittura si narra che la stanza da letto del principe era una specie di zoo, ma non un zoo con animali normali, scorpioni, serpenti, tutti animali schifosi che erano messi lì. Purtroppo di quello che il divino principe ebbe nella sua mente e ci regalò è rimasto ben poco, perché nel frattempo gli anni sono passati, quasi un secolo è andato via, dal barocco si passa oramai a un'epoca in cui va di moda la riscoperta dell'antica Roma. Siamo negli anni in cui è stata riscoperta Pompei, va di moda l'epoca pompeana, quindi il grande impero romano. E purtroppo per noi gran parte della villa viene tutta ristrutturata dal fratellastro del principe, Salvatore. Questo che cosa fa?
ristruttura tutta una parte, per cui ora la villa è più qualcosa che riguarda l'antica Roma e non la magia del Divin Principe. La Divin Principe aveva previsto una sala, la sala degli specchi. Questa sala era bellissima, famosissima, perché il soffitto era ricoperto da centinaia di specchi, tutti con un'angolazione diversa che dava una deformazione della realtà. Tutta la villa era una deformazione della realtà, perché, sosteneva il principe, tutta la realtà è distorta dal punto di vista in cui tu vedi un qualcosa. Quindi un qualcosa che per te può essere brutto, per me può essere bello. E c'è da dire un qualcosa. Questa degli specchi per l'epoca fu una di quelle spese che indebolirono non poco la famiglia Gravina. Gli specchi erano uno dei pezzi di arredamento più cari in assoluto per la Sicilia del 7-800. Spero di non essere stato noioso, spero di rincontrarvi una prossima volta con un'altra avventura di pagine di vita siciliane, un'altra pagina della nostra storia vista dal punto di vista dei siciliani e non di chi questa terra ha dominato nei secoli. Ciao a tutti, alla prossima!